virale tra Photoshock, scippi e furti, le testimonianze dei residenti e il racconto dei baristi costretti ad anticipare l'orario di chiusura per paura. La polizia arresta un quarantenne di Favaro Veneto per atti persecutori, era sorvegliato speciale per la pericolosità sociale, aveva dato fuoco ad auto e garage. Colto da improvviso malore mentre sta facendo il bagno in mare alle prime ore del mattino, un turista tedesco perde la vita a Cavallino Tre Porte all'età di 74 anni. Si schianta in discesa contro un'auto, ciclista 41enne di Noale, gravissimo. Incidente questa mattina a Miane, in provincia di Treviso, il ciclista scaraventato fuori strada. Incertezza sul futuro di Superjet anche con il mancato arrivo degli stipendi di luglio. I sindacati incontrano il prefetto di Venezia, intanto volantinaggio di protesta davanti alla sede di Tessera. I saluti del sindaco di Venezia Simone Venturini ai soldati del reggimento Lagurani, serenissima in partenza per una missione di pace ONU in Libano, l'incontro alla caserma Mater di Mestre. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca ci riporta nel centro di Mestre, il degrado diventa anche virale. Giovanna Luzzi racconta l'inferno di Via Piave minacciata di morte dai pusher. Io continuo a essere sul territorio con coraggio e sperando di rimanere in vita. Parole da brivido queste di Giovanna Luzzi, coordinatrice dei cittadini quartiere Piave, e pronunciate quasi come un sospiro, ma che pesano come un macigno, lasciate cadere nel corso dell'intervista che fotografa l'inferno quotidiano di Mestre tra spaccio e criminalità. A me hanno minacciato di tagliarmi la gola tranquillamente 5 volte ormai, quindi non mi meraviglio degli scippi. Lo scippo con me è un po' più difficile, perché mi guarda a 360 gradi, sono abbastanza abituata a prevenire. L'ultima deriva del degrado, questa foto già divenuta virale, pubblicata sui social, mostra un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che in pieno giorno, scalzo, uno scatolone come materasso, dorme stesa a terra sul marciapiede di Corso del Popolo, accanto alla fermata del bus che porta a Venezia, tra gli sguardi della gente, attonita e indifferente. Abbiamo chiesto moltissimo, l'hanno chiesto sia a destra che a sinistra, finalmente l'istituzione dei vigili di prossimità, che avrebbe tantissime funzioni, tutte positive, a cominciare proprio da quello che accade quotidianamente, non solo di sera ma anche di giorno, rispetto innanzitutto al decoro, ma anche alla sicurezza dei commercianti, delle persone che passeggiano, di quello che può accadere, delle donne che devono andare in giro tranquille, quindi più gente di controllo nel territorio, non solamente con effetto sanzionatorio ma anche proprio con effetto educativo. Mestre, cartoline di una città dove le immagini del degrado parlano da sole e la realtà ha ormai superato ogni limite di tolleranza, con l'immagine top tra tutte, questa del buco, registrate proprio dalle nostre telecamere in Via Piave. Era mezzogiorno del 14 luglio scorso. La rabbia di buona parte dei cittadini è oramai al culmine. Il degrado, l'abbandono, la polizia che non è presente, e purtroppo noi viviamo in questa situazione che non sappiamo nemmeno come risolvere. Tutti i giorni ci troviamo abbandonati, non sappiamo come reagire, siamo in questa situazione purtroppo di estremo disagio. E parliamo ancora del disagio, una Mestre sempre più sotto assedio, anche i bar anticipano l'orario di chiusura per paura. Scippata, mi hanno portato via borsa, chiave, medicine che ero andata in farmacia, chiavi di casa, soldi, guarda, di tutto, occhiali, di tutto e di più. E 2 volte sono stata nell'appartamento, sono venuti a rubarmi. Anche in casa? Anche in casa, guarda. Ma se ieri mia figlia mi ha detto che c'è stato un scip da dietro Candiani, l'altro giorno alle 4 del pomeriggio, dunque. Pochi giorni fa sono stati aggrediti 2 signori anziani, sono stati rubati della loro collanina, portati via la collanina. Abbiamo paura di queste persone qua, ce ne sono troppe. Distese in divano,
Hanno tentato di entrare, due donne e un uomo. Casa tua? Casa mia, Dove abita lei? in via Leardi. Ha chiamato le forze dell'ordine? No, perché non mi sono accorta, mi ha detto la signora di fronte, ma le aveva mandati via lei. Perché si trae da Drio, vero che ti stai attenta perché un tirone di borsa e ti si netta. Che non sia la prima volta che mi tira la borsa, però non si riuscì a tirarmi perché era per tagliare, avevo il collo, credeva di avermi tagliato per da Drio e invece stata fortunata, insomma. Sono le testimonianze di alcuni residenti di Mestre e raccolte nell'arco di meno di 5 minuti di orologio lungo Corso del Popolo, esattamente ai tavolini dei plateatici dei 3 bar che si trovano in successione a partire dal civico 163. A vivere nel terrore anche questo cuoco di origine bengalese, lavora a Venezia ed è costretto a rientrare a Mestre con il pullman a tarda notte finito il turno. Mestre io sono arrivato con 20 anni fa per l'Italia. Ha iniziato a Roma, però a Venezia abito quasi 15 anni, da più. Comunque ho visto non c'è sicurezza, zero. Perché adesso questo, tu quando vuoi alzare scendere quel pullman, ha tanto problema, hai pickpocket. Anche tu quando finisci il lavoro, notte tornare a casa, il problema è che tu quando camminare c'è tanto ladro e non c'è sicurezza, zero. Qui sono gli stessi esercenti e baristi a raccontarci della paura dietro al bancone. Non mi sento per niente sicura perché è frequentata da bruttissima gente e il Corso del Popolo non è più come una volta. Io ho una vita che ci lavoro qua e abbiamo visto che è cambiato tutto completamente. C'è tanta brutta gente. La città è al collasso, alcuni baristi optano per una resa silenziosa, abbassando le saracinesche prima del previsto, persino nel cuore dell'estate. Meglio rinunciare al lavoro pur di avere una sola disperata certezza, riuscire a tornare a casa sani e salvi, dicono. Chiude molto prima, una volta rimanevano aperti un po' tutti, che io sono faccia conto fino a mezzanotte, l'una, adesso 10, 10 e mezza, 11. Qualcuno già chiude, qualcuno porta ancora un po' avanti l'orario, però alla sera non si può uscire, assolutamente, è troppo pericoloso. È finito in carcere il 40enne di Favaro che aveva minacciato di morte e incendiato il garage di un parente e dato fuoco anche all'auto del panettiere. È finito in carcere il 40enne di Favaro che da tempo teneva in scacco il quartiere e buona parte della città con pericolosi e continui atti vandalici, con auto e garage date alle fiamme. L'ultimo episodio dopo Pasqua, distrutto dal fuoco dopo essere stata incendiata la vettura dello storico panettiere di Favaro, Massimiliano Trabuio, ma dopo questo episodio erano emerse le pesanti intimidazioni ai componenti della famiglia di questo suo lontano familiare. Da tempo aveva reso la sua vita un inferno, con continui appostamenti, insulti, minacce, mettendolo in una condizione di profondo timore per sé e per i propri familiari, come ci aveva raccontato lo scorso aprile nel corso di questa intervista in cui per cautela aveva chiesto di non apparire. L'indagine, coordinata dalla Procura di Venezia, ha permesso ai poliziotti di far emergere un grave quadro indiziario a carico del sospettato, ricostruendo un profilo di particolare pericolosità sociale. Infatti, con a carico numerosi precedenti per furto, ricettazione, resistenza e minaccia, era anche stato sottoposto alla sorveglianza speciale per 3 anni, emessa dall'autorità giudiziaria su proposta del questore di Venezia, con restrizioni della libertà personale. Il procedimento penale non risulta concluso. Furti, razzie e anche un pericoloso inseguimento lungo la 4. Secondo la polizia ci sono i campi nomadi di Padova e Verona al centro di numerosi colpi degli ultimi mesi, raffica di perquisizioni. Il blitz è scattato all'alba con un centinaio di agenti di polizia che prima di entrare all'interno hanno cinturato l'area di Lungargine e San Lazzaro, presidiando i varchi di fuga. Nel campo nomadi di Via Longhina a Padova sono state controllate tutte le 17 case fisse e mobili, identificati presenti 65 persone, 26 minorenni, un segnale forte ed esposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dopo il monitoraggio dei furti commessi in città tra settembre 2025 e marzo 2026.
26. Numerose attività predatorie commesse in città, quindi parliamo di furti aggravati, furti in abitazioni, furti di autovetture, furti su autovetture, vedevano poi praticamente o quantomeno riconducevano tramite la refurtiva iPhone con localizzazioni proprio qui al campo nomadi di via Longhin. Mentre l'elicottero del reparto volo di Firenze sorvolava la zona, gli agenti hanno effettuato una ricognizione dell'area utilizzando metal detector alla ricerca di armi e refurtiva. Nel campo scoperto un'auto senza assicurazione segnalata a livello nazionale per furti commessi in serie negli autogrill dell'A4 tra Milano e Trieste. In relazione ai furti in autostrada è stata eseguita una perquisizione dopo una rocambolesca fuga avvenuta lo scorso 21 luglio, quando un'auto sospettata di alcuni colpi nell'area di parcheggio Roncada Est era stata intercettata dalla polizia stradale al casello di Meolo e seguita fino a Roncade, dove il veicolo della polizia, per evitare un incidente, era finito fuori strada con 2 agenti leggermente feriti. Abbiamo sviluppato la targa ed è intestata ad una persona dimorante lì all'interno del campo nomadi, e quindi anche la perquisizione che è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di resistenza, e quindi sicuramente un intervento volto un attimo a monitorare, verificare e far comprendere che c'è lo Stato e che quindi bisogna rispettare le regole. Il 18 luglio a un residente nel campo nomadi era stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa ad Arezzo ai danni di un gioielliere. Numerosi i furti che riportavano al campo nomadi commessi su auto in sosta a Padova, in via Vigonovese, ma anche a Noventa Padovana. Oltre ai furti, le risse. 2 nomadi erano stati segnalati a febbraio dopo che, entrati a una festa privata, avevano ferito un 31enne vicentino e un coetaneo con cocci di bottiglia. Un segnale forte, ripeto, per evitare che si possano creare zone franche, perché a Padova e provincia zone franche non esistono. Colto da malore mentre faceva il bagno in mare, un turista tedesco di 74 anni ha perso la vita questa mattina a Cavallino Treporti. L'uomo è stato soccorso da alcune persone che lo hanno portato a riva praticando le prime manovre rianimatorie. L'incidente si è verificato intorno alle 8 prima dell'inizio del turno dei bagnini. Contemporaneamente veniva anche lanciato l'allarme al 118, ma gli sforzi dei sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare si sono rivelate vane. Con la bici sui tornanti si scontra con un'auto e finisce nel dirupo grave un 41enne di Noale nel Trevigiano. Stava percorrendo via Madeana, Miane, con la sua bicicletta nel tratto in cui la strada si congiunge con via Bosco. L'impatto frontale con l'auto poco distante dall'incrocio. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un 41enne di Noale, procedeva in discesa dalla via mentre l'auto in salita. Uno schianto violento che ha sbalzato il 41enne di Noale nel precipizio. Con lui anche un amico che ha dato l'allarme. Alla guida della Ford Fiesta, un 26enne della provincia di Treviso. La chiamata ai soccorsi poco prima delle 10 del mattino. Data la gravità dell'incidente, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del SUEMA 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido intervento dell'equipe medica. Oltre ai sanitari, sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi che consentiranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ciclista 41enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale al Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi resta riservata. E la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incendio scoppiato venerdì a Porto Marghera. Al momento l'ipotesi di reato è incendio colposo contro ignoti. Intanto i controlli dei NAS per possibili conseguenze su frutta e verdura non hanno rilevato problemi. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, solo l'ipotesi di reato di incendio colposo. Ma comunque il fascicolo sul rogo di rottami ferrosi di venerdì sera è stato aperto dalla Procura di Venezia, che intende fare chiarezza su cause ed eventuali responsabilità di quanto accaduto a Porto Marghera. Non è escluso poi che gli accertamenti possano far emergere profili di reato ambientale o violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dopo che un operaio è rimasto intossicato. Una prima relazione ad opera dei Vigili del Fuoco è già stata depositata, mentre i carabinieri del NAS hanno effettuato controlli su frutta e verdura esposti all'aperto per la vendita, senza riscontrare criticità. Ma soprattutto all'attenzione degli inquirenti ci sono 2 aspetti. Da un lato, se le procedure di sicurezza siano state rispettate, dall'altro, se oltre ai rottami ferrosi fossero presenti
presenti nel carico altri materiali. Su quest'ultimo tema il PD ha presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale. Il primo incendio a Porto Marghera è scoppiato il 29 luglio durante le operazioni di scarico del materiale da una nave arrivata dal porto di Haifa in Israele. Le fiamme sono poi riprese il giorno dopo, al termine di un intervento dei vigili del fuoco, quando era ricominciata l'attività di scarico. La nave da cui sono avvenuti gli scarichi ha già lasciato Venezia, mentre una seconda, sempre proveniente da Haifa con materiali ferrosi a bordo, è ancora ferma in rada. La politica oggi in una seduta lampo la Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che dà il via libera appunto agli schemi d'intesa definitivi per l'autonomia differenziata. Gli schemi ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che potrebbe convocare una seduta ad hoc il 25 agosto. Con il voto della Giunta di oggi, spiega il governatore Stefani, il cammino verso l'autonomia si fa sempre più breve. Confido che questo nuovo passaggio sia la tappa da cui avvieremo velocemente a raggiungere la meta. Dopo il Consiglio regionale rimarranno ancora una via libera in Consiglio dei Ministri, il voto definitivo in Parlamento. Di diverso parere invece lo speaker dell'opposizione Giovanni Manildo, che parla di un tentativo di blitz di mezz'estate destinato a svilire il confronto. L'obiettivo, continua Manildo, è evidentemente quello di chiudere in fretta e furia questa telenovela iniziata con ben altri squilibri tra le promesse di risorse illimitate e l'attribuzione al Veneto di 23 materie. Insomma, dice Manildo, il Consiglio regionale rischia di diventare teatro di un voto affrettato sotto l'ombrellone per chiudere una pratica di propaganda. E ora il tema del lavoro, con al centro la crisi di Superjet e la fortissima incertezza sul suo futuro, a cui si somma anche il mancato arrivo degli stipendi di luglio. I sindacati intanto hanno incontrato il prefetto di Venezia e volantinato davanti alla sede di Tessera di Leonardo. Superjet senza stipendi e senza futuro, si legge nei volantini che a Tessera vengono distribuiti dai sindacati all'esterno della Leonardo, lungo la Triestina. Al blocco operativo, che ha di fatto ridotto all'osso l'attività dell'azienda del settore aeronautico, schiacciata da anni in una complicata vicenda geopolitica e finanziaria, si somma ora il mancato pagamento degli stipendi di luglio ai suoi oltre 100 dipendenti. Probabilmente l'azienda è venuta meno a mandare dei documenti per essere autorizzati dal Tribunale, li ha mandati in ritardo e probabilmente siamo andati lunghi. Adesso cosa è successo? Abbiamo chiesto un tavolo urgente al prefetto, il prefetto ce l'ha dato questa mattina, abbiamo spiegato le motivazioni anche al prefetto, il prefetto si è impegnato a vedere di provare a trovare una soluzione, provando a muoversi in qualche maniera lui. Qualora il prefetto non riuscisse a sbloccare la situazione nei prossimi 2 o 3 giorni, l'azienda sarebbe nelle condizioni di fare un anticipo, una quota forfait per i lavoratori. Superjet International è una joint venture partecipata al 10% da Leonardo e al 90% da una multinazionale russa, le cui quote sono state sequestrate e congelate nell'ambito delle sanzioni applicate dall'Unione Europea dopo l'invasione dell'Ucraina. L'attività dell'azienda è di fatto paralizzata, sospesa in un limbo. I piani di rilancio paventati in questi anni con potenziali investitori degli Emirati Arabi sono rimasti al palo. Siamo molto preoccupati, la situazione è complessa e i progetti di Superjet cominciano a non convincere nemmeno i lavoratori. Avevamo avuto alcuni incontri anche con l'azienda, dove vedeva vari progetti di sviluppo, ma tutti questi progetti, per certi versi, non ci danno una grande rassicurazione per il futuro. Il sestiere di Castello è assediato dai blackout improvvisi. A rilanciare le segnalazioni di artigiani, operatori e cittadini è proprio la Confartigianato di Venezia, che ha chiesto un incontro ai vertici di e-distribuzione per capire come gestire questa emergenza. Confartigianato Venezia ha comunicato di aver ricevuto numerose segnalazioni di attività che in alcuni casi hanno dovuto affrontare fino a 4 sospensioni della fornitura nell'arco di un solo mese e della durata anche di 8 ore consecutive, con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione del lavoro e sul servizio alla clientela. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha portato invece i saluti della città ai soldati del reggimento Lagunari, serenissima in partenza per una missione di pace dell'ONU in Libano.
Saranno impegnati in Libano per circa 6 mesi, in compiti di monitoraggio, supporto alle forze armate locali e aiuti umanitari alla popolazione, i soldati del reggimento Lagunari Serenissima in partenza per la missione di pace ONU-UNIFIL Leonte 40. Si tratta della 5ª missione che i Lagunari svolgono in Libano. Alla vigilia della partenza, i soldati hanno ricevuto la visita del sindaco di Venezia Simone Venturini. Il primo cittadino è stato accolto alla caserma Edmondo Matter di Mestre, sede del reggimento Lagunari Serenissima, dal comandante del reggimento, colonnello Leandro Corina, che ha illustrato le principali attività, la preparazione del personale e gli impegni operativi affidati ai lagunari. Oltre alle missioni all'estero, il reparto mantiene un forte legame con il territorio, soprattutto nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, ha ricordato Venturini, in un rapporto che vive di ragioni storiche, simboliche ed affettive. Venezia, ha concluso il sindaco, vi saluta e vi aspetta al rientro dalla missione. Finisce così il telegiornale di Venezia, le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.